Mezzo metro di neve sul Grappa, nevicate abbondanti sull'altopiano e fino a mezza costa sulla spalla del comprensorio che domina Bassano del Grappa e la pianura veneta. Il maltempo continua a imperversare sulle alture del Bassanese, dove nevica quasi ininterrottamente ormai da più di un giorno. Sul massiccio del Grappa ci sono quasi 50 cm di coltre bianca e la provincia è già intervenuta con un'operazione fuori stagione per tenere pulite le strade. In altopiano, invece, nevica anche ad Asiago, addirittura è stato imbiancato l'abitato di Rubbio, diviso territorialmente a metà fra Lusiana Conco e Bassano. Tanta neve anche a Gallio, Cesuna e nell'area del Monte Corno, dove di solito ad aprile arrivano già le prime fioriture. Accumuli importanti sui rilievi dalle Melette al Verena e nella piana di Marcesina, ma anche a Enego e Rozzo. È stata con ogni probabilità la nevicata più bella nella zona dell'altopiano, nella zona di Asiago, l'unica e vera nevicata di tutta questa stagione invernale 2023-2024, con circa una ventina, 25 centimetri di neve scesa nella città altopianese. L'altopiano intero è stato trasformato in una cartolina da fiaba, immagine che si era vista raramente durante l'inverno o che addirittura non si era vista. La coda della stagione fredda, che ha portato le minime sotto lo zero in montagna e attorno ai 4 gradi in pianura, sta complicando un poco la vita degli altopianesi e la faccenda potrebbe protrarsi almeno per un altro giorno ancora. Da domani pomeriggio avremo un nuovo peggioramento delle condizioni, con quota neve in calo probabilmente fin verso i 1000 metri, se non anche qualcosina al di sotto. Quindi domani altra giornata instabile e con occasioni per nuove nevicate. E anche il 25 aprile, sebbene sembrerebbe partire benino, con anche forse qualche schiarita al mattino, poi nel pomeriggio dovrebbe di nuovo aumentare la nuvolosità a partire dalle zone montuose e sarà concreto il rischio di rovesci e forse anche qualche occasionale temporale. Poi, come raccontava anche Mario Rigonister nei suoi libri, il cuculo chiamerà una volta per tutte la primavera e la neve sarà solo un ricordo.